risposte comuni a problemi comuni. I sindaci del litorale veneto procedono compatti verso il contratto di costa, che ieri a Chioggia ha conosciuto la sua assemblea plenaria. Conclusa la parte di definizione del progetto, nato nel 2013 su impulso anche dell'allora sindaco Giuseppe Casson, nei primi mesi del 2018 i tavoli tematici porteranno all'attenzione comune i singoli aspetti evidenziati da ogni primo cittadino. Alessandro Ferro, sindaco di Chioggia, si occuperà di definire le linee guida per l'ambiente, cuneo salino e ponte sul Brenta, erosione del litorale con interventi di contrasto affidati all'ISPRA sono all'ordine del giorno. Il tutto anche allo scopo di mantenere la bandiera blu e la bandiera verde. L'assemblea di ieri ha cementato una visione comune riguardo lo sviluppo sostenibile e la gestione delle risorse, attraverso soluzioni condivise. I sindaci si terranno in contatto costante non appena emergeranno i problemi. Il processo è ben visto dal Ministero dell'Ambiente. Ieri era presente la sottosegretaria Barbara Degani, che lo ha definito un punto di partenza e non di arrivo. Ben 35 milioni le presenze annue nella costa veneta. Confturismo ha chiesto di incrementare la qualità e non la quantità, demandando il compito alle OGD. Presenti tra il pubblico tanti esponenti delle categorie che lavorano col turismo, politici e amministratori. Fra le domande più ricorrenti, l'applicazione della direttiva Bolkestein riguardo le concessioni demaniali, che limita fortemente la possibilità di investire, nell'incertezza se quel tratto di arenile rimane nelle mani di chi investe o invece deve essere messo all'asta. Fra le altre richieste, l'aumento del numero dei vigili sulle arenile durante la stagione estiva. Al centro ufficio in via Amerigo Vespucci 37 a Sottomarina trovi assistenza, vendita, noleggio, macchine per ufficio, PC, registratori di cassa, bilance e sistemi per la ristorazione. Siamo un centro assistenza tecnica autorizzata Bradar. Telefono 041 55 44 11 2. Finalmente le nuove bricole nel canale San Domenico. I lavori di posa dei nuovi ormeggi, circa 50, sono iniziati da qualche giorno e proseguiranno per un mese, negli orari in cui i pescherecci sono al largo. Da mesi ormai alcune bricole erano del tutto erose o addirittura vaganti, con pericoli per la navigazione anche da diporto. La marineria aveva segnalato il problema, che è stato risolto con l'intervento del provveditorato alle opere pubbliche, ex magistrato alle acque, su impulso dell'assessora alla pesca Patrizia Trapella. Entro l'anno si conoscerà l'esito di un bando cui il comune ha partecipato per finanziare i nuovi ormeggi anche negli altri canali e in laguna. Nella giornata di domani, il ponte delle Trezze, che collega la laguna sud alla terraferma, vedrà l'opera e la sistemazione dei giunti con una pellicola che eviterà gli effetti delle buche. Nel caso si formasse una lunga coda, il traffico verso Venezia procederebbe in maniera normale, mentre chi si dirigesse verso Chioggia e Ravenna verrebbe deviato verso l'Arzerone, in corrispondenza della rotatoria di Valli. Una decisione verrà presa al momento, eventuali aggiornamenti in diretta sul blog Chioggia Azzurra. Il Comune di Venezia multa ACTV. L'azienda di trasporto pubblico infrange, secondo i dati di Cafarsetti, 11 dei 59 indicatori contenuti nel contratto di servizio automobilistico e 7 su 58 per la navigazione, il che vale una penale di 273.000 euro dalle già approvate casse della partecipata. Nella fattispecie al trasporto locale viene contestata una scarsa qualità del servizio che si manifesta nei mezzi obsoleti, sporchi, in ritardo e addirittura all'anticipo, quando alcuni piloti corrono più del dovuto, il che accade nell'extraurbano, specie di sera. Tra i disagi evidenziati anche lo scarso o mancato funzionamento di biglietterie automatiche e la rara climatizzazione di alcuni vaporetti nel periodo più caldo. Va anche detto però che quanto al parco mezzi, datato a volte anche oltre i 15 anni senza una sostituzione, le responsabilità ricadono sui fondi a disposizione e quindi anche sui comuni. I 273.000 euro verranno detratti dal residuo di fine anno dovuto all'azienda. Il monitoraggio della qualità continuerà anche in futuro. Questi qua sono tutto, basta mettere a bagno, finiti a bagno Maria e dopo li tagli a fette e surgelano. Cioè, ad esempio, sono al frigo, la prossima volta, se la sera la novità a mia casa non mi manca mai. Due disagi in vista per gli utenti del servizio idrico integrato nel comune di Chioggia.
Domani mattina, mercoledì 6 dicembre, gli uffici Veritas in via Padre Emilio Venturini a Brondolo potrebbero risultare chiusi dal momento che è stata convocata un'assemblea del personale. Ma soprattutto nella notte fra mercoledì e giovedì dovrebbe verificarsi un abbassamento della pressione dell'acqua nelle frazioni di Sant'Anna, Calino, Isola Verde e Capasqua, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Il disservizio è motivato con alcuni lavori in corso all'impianto. Al Caffè Corsino per questo mese promozione con 15 caffè prepagati con tesserina vi regalo 2 etti e mezzo di caffè arabica della Lavazza. A voi! Ciao amici, buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Dunque, come possiamo notare, anche stamane le temperature sono scese piuttosto freschine. Nella costa siamo tra -1 e -2, nelle zone interne tra -2 e -4. Dunque, minime tipicamente invernali nel mese di dicembre, e questa fase fredda ci accompagnerà almeno fino a giovedì. Giovedì è quando i cieli cominceranno a coprirsi, visto l'avanzamento da sud-ovest di un nuovo fronte perturbato, il quale arriccherà quindi aria più umida e temperata verso le nostre latitudini, rivelandosi probabilmente un ponte dell'Immacolata piuttosto piovoso e umido, come vi ho detto. Però naturalmente ancora qualche carta è da verificare, quindi stiamo un po' attenti alla previsione. Almeno fino a giovedì dunque, tempo sostanzialmente buono, freddo anche antigiorno, con temperature massime che non saliranno verso gli 8 gradi. Godiamoci questo momento, buona giornata a tutti.